Scatman's World. Ragazzi, Gran Premio di Singapore, incredibile, pole position di Rosberg ma secondo, Vettel, addirittura Hamilton settimo, Comendone undicesimo, niente ragazzi, non arriva la prima pole in carriera ancora non c'è, siamo ben lontani, e addirittura Bottas non se ne è qualificato, molto bene, e niente ragazzi, prevista l'83% pioggia, sarà una gara impossibile, prevedo veramente tanti ritiri, perché secondo me sta gara qua sarà piena di ritiri, e possiamo dire la nostra, perché in gara secondo me possiamo avere un passo positivo. Andiamo, ragazzi, l'inferno esiste e si chiama Singapore con il diluvio. Vai come partenza, Gran Premio di Singapore, notturna con la pioggia, in una gara strettissima, forse ancora più di Monte Carlo. A mio parere è una gara da annullare questa, guarda che roba. Il come si inserisce di prepotenza. Crazy Kuma, eccolo qua il Crazy Kuma. Quarto posto per il Kuma. Se Massa la proviamo a superare Pippo Massa, ma ragazzi che diluvio. Visto che la gara inizierà sul bagnato, non saremo costretti a usare entrambe Ho le capito stronzo, ma non si vede niente. Subito duelli con Massa, subito i duelli con Pippo. Mamma mia, saranno 31 giri così, 83% di pioggia, quindi sarà dura vedere sereno. Se qui le previsioni non cambiano. No ragazzi, è impossibile, ragazzi, è impossibile Singapore, it's impossible Singapore. Carburante normale. Mamma che diluvio, nessuno li tiro comunque bravi veramente i piloti a non fare cazzate al primo giro, perché rischiavo anch'io chiaramente. Infatti mi aspettavo il tiro subito al primo giro, che dopo non avrei fatto per tenere il video, avrei probabilmente fatto vedere le qualifiche del Gran Premio del Giappone. Era già nelle mie idee, perché ma che roba, sapete che io non faccio il flashback, il flash cuts. Mamma mia. Primo giro completato, ne mancano solo 30 ragazzi. Mancano solo 30 giri, che bello. Siamo abbastanza vicini a Pippo Massa. È chiaro che non mi fido tanto a superare, se devo trovare il pertugio. Mamma come piove. Mamma che diluvio infernale, diluvio infernale. L'inferno esiste ragazzi. Saranno veramente giri da incubo, è anche difficile onestamente commentare una gara così, perché la paura di sbagliare è veramente una cosa devastante. Già sta gara è difficile all'asciutto. Per il momento siamo tutte a posizioni congelate, cioè non riusciamo a fare niente. Spettacolo indegno, sembra veramente da annullare sta gara. Carburante basso. Ci vuole la safety car qua.
Aveva proprio la Williams. No, 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 no. Scusate, raga. Non la tengo in pista, però non la tengo in pista. Vai, sgombatone. Il mio ingegnere si è addormentato. Questa è una bella cosa. Car in pista. Safety car in pista. Arca puttana. Ho appena la lezione anteriore, ma non c'è da preoccuparsi. Non rientrare, manteniamo le soste ai box previste. Primo ritiro, ragazzi. E subito safety car. Chiaramente a Singapore basta un ritiro. Ho detto se faccio 3 giri, poi comincio a concentrarmi un po', riprendo la registrazione tra poco. Tac, safety car. Non so che cazzo si sia ritirato, però buono, buono safety car. Faccio un po' di giri così, più lenta. Ci accogliamo la safety poi e poi vediamo. Ragazzi, l'avevo detto che non si può gareggiare così. Non si può gareggiare così, ragazzi. Tieni la posizione, non sorpassare. Appena vediamo la safety car. Ho anche leggermente rotto l'alettone, non ci voleva, porca troia. Ma l'alettone dei fioi. Eccoci qua. Ci accodiamo già al quarto giro. Potrebbe essercene anche più di una, secondo me. Eccoci qua, safety car. Altre safety car entra in questo giro. Comunque si è ritirato Ricciardo, quindi che era 20esimo, quindi insomma si è ritirato uno degli ultimi, però se avete safety car secondo me se ne sarà anche un'altra, perché ripeto, una gara inaccettabile a mio parere. Gara già veramente mostruosamente eterna e siamo solo al quinto giro. Può succedere realmente di tutto in questa gara. Proviamo a sfruttare il carburante elevato, cercare di superare Pippo e vediamo. Mamma quanta bagarre ci sarà. C'è tanta di quella bagarre adesso, ragazzi. La telemetria indica che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. I suoi tempi sul giro potrebbero risentirne. Il Cume, mamma mia, subito il Cume che parte a bomba nella speranza di far sbagliare Massa. Niente da fare. Pippo non sbaglia, andiamo carburante normale subito, dai. Tanto con questo tempo abbiamo capito sarà impossibile per noi fare qualcosa di fenomenale. E andiamo avanti. Vediamo se questo giro a posto safety car succede qualcosa. Dai ragazzi, il quarto posto andrebbe abbastanza bene, dai. Siamo davanti ad Alonso, questo è quello che conta. E sono tanto prudente, ragazzi, non posso rischiarmi di ritirarmi. Ho fatto il ritiro in Germania, basta, più di una non ne voglio. Ho rischiato un po', ma siamo abbastanza abituati. Il pilota che ci precede è più lento di te nel primo settore, cerca di approfittarne. Io nei primi settori sono sempre un fenomeno. Che Massa non è lontanissimo, solo che con la pioggia già avrei fatto molta difficoltà con l'asciutto, però con la pioggia veramente ancora di più. Spero in una gara piena di ritiri anche davanti, speriamo. Nella vita non si sa mai. Ragazzi, tutti sono ai box perché mi hanno consigliato di mettere le intermedie.
Veramente altro dubbio amletico. È ai box ora. Sono tutti ai box, ragazzi, solo io non sono andato. Ci sarà molto traffico forse, non lo so. Mamma mia che gara, ragazzi. No, carburante, pippone. Pneumatici intermedi. Pneumatici intermedi pronti per il prossimo pit stop. Pneumatici intermedi. Ho aspettato un giro perché sapevo che c'era una bagarre infernale. Proviamo. Vanno tutti, vado anch'io, però almeno mi sono evitato un po' di casini. Ho detto che comunque tra 10 minuti la pioggia sarà meno intensa, ma non stiamo capendo un cazzo, fioi. Non ci si capisce una mazza qua. Le gomme non ce la fanno veramente più. Speriamo di non perdere posizioni. Taglio curva, come calma. E devo anche fare il cambio dell'alettone sicuro. Prenderò un po' di tempo. Meccanici, mi raccomando. Ok. Sosta i box per il veneziano. E andiamo di intermedio. L'unico ritirato per il momento è Ricciardo. Vai, 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 vai. Esci subito. Seconda posizione. Terza posizione, dai, forse guadagniamo la posizione su Pippo. All'uscita della pit lane c'è traffico, fai attenzione. Mamma mia, ragazzi. Rosberg è primo. E siamo terzi. E siamo ritiro, terzi, ragazzi. Un ritiro. E stiamo però veramente andando malissimo, nel senso abbiamo 32 secondi da Vettel, una roba fuori dal normale, proprio siamo troppo lenti, sto chiaramente difendendo il terzo posto e chi se ne frega. Anche il secondo ritiro non so chi cazzo è. Merda. Attenzione, secondi! Siamo secondi, cazzo! Così il tuo piazzamento attuale è migliore di 26 posizioni rispetto alle nostre previsioni. Si è ritirato proprio Sebastiano. Che culo di merda, ragazzi. Culo atroce. Culo atroce, ragazzi. Rosberg è a 102 secondi, ma chi se ne frega. Noi dobbiamo difenderci. Comunque tra 10 minuti scarsi sarà pioggia leggerissima, quindi insomma, il tormentone se n'è andato, il problema. Guarda quanto più veloce gira. Mi vergogno un po', ragazzi, ma fioi, diciamo che difendermi, io sono il gondolaro. Ma che culo, che si è ritirato Vettel. Merda, calma, come calma? Sta calmo. È tutto nelle nostre mani. Guarda qua, quando il cordone era un po' rischiosa. Ammazza, giro, no più leva. Ragazzi, 40. Prossima sosta, prossimo giro di box, comunque 2 ritiri consecutivi Alonso e Maldonado. Quindi 2 ritiri freschi Alonso e Maldonado, tutti insieme, quindi immaginavo la seconda safety car e invece niente. Allora, pneumatici intermedi. Qui tra 10 minuti non piove più, hanno detto, E sto faticando come un disperato, c'è veramente una roba. Che bello. Ovviamente questo è l'inferno.
che va al di là di tutto, ragazzi, va proprio al di là di tutto. Dietro di te ha il motore impostato sulla potenza standard. Ma non me ne fotte un cazzo. Cerchiamo di fare un buon giro. Carburante basso, se devo andare ai box. Sono già andati Hamilton e gli altri. Non dimenticare di Per Alonso un altro ritiro per Alfonso. Probabilmente un incidente con Maldonado a questo punto, se si sono ritirati insieme. È lecito pensarlo, insomma. Taglio curva perché? Ma dai! Che sofferenza! Pioggia proprio a Singapore, no, tipo Monte Carlo, sono quelle cose della vita che non puoi accettare. Ok, ma anche Magnussen chiaramente, adesso dobbiamo fare veramente veloci, Comunque adesso sono andato a 1,58 e 800 come giro migliore. Non dare gas. E adesso vediamo, ragazzi, e adesso vediamo se riusciamo a mantenere la seconda posizione. Sarebbe pesantissimo arrivare ai secondi. Veloce. Libera, puoi tornare in gara. Ce la dovremo fare abbastanza agevolmente. Non sono previste altre totte ai box, cerca di preservare il Sto sfruttando bene, ragazzi. Ragazzi, in 2 giri e mezzo si è ritirato il mondo. La vettura alle tue spalle deve limitare il consumo di carburante. Si è ritirato veramente il mondo. Si è ritirato Ericsson, Alonso purtroppo, il nostro Alfonsino. Poi si è ritirato Vergne e il Grosjean. Però niente safety car. Non l'avevo detto, ragazzi, era una gara a eliminazione. No, come 8. Comunque 1.56, 697 è stato un bel giro, dai, sono molto soddisfatto onestamente. Sono molto soddisfatto. Ho fatto un paio di giri positivi. Chiaro che Rosberg ci ha dato via veramente di tutto, Rosberg c'ha veramente massacrato. Che sparo Rosberg, 1.50. Ha completato un giro fantastico, il più veloce della gara. Sì, concordo, cazzo. Mamma che giro. Sono vicini anche loro, però. Ma non può ritirarsi Rosberg, no, proprio non c'è questa speranza. Secondo me ste gomme qua non durano ancora tanto. Servono le gomme d'asciutto anche per un giro magari. Adesso vediamo, comunque l'ingegnere non mi dice ancora niente. 55 secondi da Rosberg, che merda, fioi. Il secondo posto sarebbe veramente pesantissimo. Pensiamo che sia il momento di passare alle gomme da asciutto, torna ai box. Eccolo qua, lo sapevo. Pneumatici morbidi. Gomme morbide confermate per il prossimo pit stop. Vai di morbide. Vediamo se qualcuno va ai box dalla minimappa. No, ma sta gara è veramente l'inferno esiste, ragazzi, non finisce mai. Ci giochiamo al secondo posto, non è ancora sicuro che arriviamo secondi, non ho parole. Sinceramente vado ai box, se l'ingegnere mi dice così, sento anch'io che la macchina non c'è. Sì, ragazzi, box. Qualcuno ai box, comunque qualcuno ai box, vedo la minimappa. Il distacco dal pilota alle tue spalle minimo, non supera i 2 secondi. Vaffanculo, bastardoni, dai. Ci giochiamo ancora al secondo posto, non è ancora sicuro, ma perché?
L'inferno esiste, ragazzi, si chiama Singapore con la pioggia. Mamma mia che gara, mamma mia che gara. Quanti ritiri, quanti disastri. Sentite, le ruote non ci sono proprio più. Subito box. Licenza poetica nell'entrare ai box, ma va bene. È chiaro, ma nei box tutte. Vai veloci. Perché? Ah, ok. Secondo sono ancora. Mamma mia che casino, ragazzi. La pista è libera, puoi tornare in gara. Ok, siamo rimasti secondi, adesso devo solo gestire. Alla fine posso e devo finire il secondo, Altri 2 ritiri. Massa e Gutierrez. 1,50 ho fatto. Super giro di veneziano. Giro record di Hamilton, mamma mia. Manca un giro, fioi. 13 macchine sono rimaste, io non so che dire. Ragazzi, Hamilton ci prova chiaramente. Gigione ci prova. Ci teniamo duro. Sta attento come non far capè. Mamma mia, i fuochi d'artificio sono pronti per Rosberg. Ha fatto una gara micidiale Rosberg. Stramerita la vittoria. Si è fatto secondo grazie anche a tanta fortuna. Continua a spingere, sei tra i piloti più veloci in pista. Va a vincere il Nicolino. Grande vittoria di Rosberg. E arriviamo secondi in questo inferno. Mamma mia. Dai, perché è finita. Attenzione, secondo posto. Miracolo, ragazzi, miracolo. Miracolo sportivo comendiano. Le mani devastate. Eccoci qua. Gara fantastica, hai conquistato 18 punti. Bravi. I ritirati sono Massa, Gutierrez, Verne, Grosjean, Ericsson, Alonso, Maldonado, Vettel, Ricciardo. Incredibile, ragazzi. Classifica piloti siamo addirittura al terzo posto. Terzi nella classifica piloti. Grandissimi. E nella costruttori siamo sempre terzi. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Prossima gara Suzuka. L'inferno esiste e si chiama Singapore. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.